chiesa di Santa Caterina qui in via Garibaldi, riaperta dopo 40 anni, chiusa dopo la frana, riaperta grazie al vostro progetto. Sì, dopo 46 anni, chiusa da 46 anni, un progetto di restauro che è stato realizzato dalla sovrintendenza e finanziato con i fondi europei, anche un piccolo contributo poi della Curia per riaprire e un ulteriore finanziamento dell'assessorato beni culturali per questo allestimento che qui vedete stasera, appunto, che è didattico anche per informare la città e tutto appunto il quartiere della storia di Santa Caterina, una storia che era stata interrotta e che si riapre. Una chiesa di grande interesse a ridosso delle mura chiaramontane, una chiesa realizzata nel 1470, una chiesa che conteneva numerose opere d'arte di grande interesse e che dal 1900 ha custodito anche tutte le opere d'arte dei conventi della chiesa del Carmine e di Sant'Anna, che sono stati demoliti appunto perché erano in precarie condizioni. Poi dopo la chiusura le opere sono un po' disperse, ma sono state alcune conservate grazie a privati come le signorine che tenevano appunto la statua di Santa Caterina, grazie a Settimio Biondi, allora direttore del Museo Civico. Questa chiesa aveva sofferto il crollo del tetto e per molti anni, per un quinquennio e più, le piogge avevano devastato il patrimonio conservato in essa, che era un patrimonio artistico, un patrimonio di mobili, ma anche di vestiario. Vi erano dei tessuti, vi erano le isaie delle antiche confraterne, delle antiche maestranze della chiesa del Carmelo, eccetera. E allora io proposi al sindaco Alaimo, un intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Il sindaco Alaimo era funzionario, dirigente funzionario amministrativo dei Vigili del Fuoco, perché si recuperassero queste cose. La Chiesa non fu in disaccordo, così allora con quasi indifferenza ci disse che potevamo agire. Don Franco, si riaprono le antiche chiese di Agrigento, ma nulla viene fatto ancora per riaprire la chiesa madre. Lei questa sera ha detto ancora, ha lanciato ancora messaggi, cosa dovrà dire ancora? Io non posso dire niente, io posso solo aspettare, perché non ho competenze tecniche, ho solo il desiderio, che è molto più di un desiderio, che si riapra la cattedrale, perché una chiesa ha diritto ad avere la sua cattedrale. Però vedo che il tempo passi, che le responsabilità si rimpallono di qua e di là, resto un po' meravigliato e anche indignato e sono in attesa, sperando che poi il tempo non faccia la sua parte. E mi riferisco a qualcosa di negativo e grave. Lei ha invitato a recarsi in cattedrale la gente, i fedeli, gli agrigentini? Ma quello sì, anche perché vedo che tanti agrigentini non ci sono mai stati in cattedrale. E questa è una meraviglia e questo è un segno. Ecco perché c'è anche del disinteresse al riguardo, perché non la si sente come la Chiesa Madre. Una chiesa che fa parte della storia di questo quartiere ed è bello stasera vederla riaperta dopo 40 anni. La chiesa di Santa Caterina fa parte del Rabbato, è una delle chiese che stava proprio fuori dal Rabbato vicino alle mura medievali. Questa sera viene riaperta grazie a un restauro fatto dalla sovrintendenza e un percorso di musealizzazione delle opere che erano custodite dentro la chiesa, per dare la possibilità alla città di riappropriarsi della sua storia, non solo della storia ecclesiale, perché qui tanta gente è stata battezzata, ha celebrato e ricevuto tanti sacramenti, ma fare memoria anche di quella che fu la frana della città. Ci sono i video e le immagini che ci permettono di contestualizzare la distruzione che venne e cadde su questa chiesa a motivo del dissesto idrogeologico, poi fu chiusa e lasciata a se stessa. È un monito, un invito a ciascuno di noi per recuperare la memoria e, recuperando la memoria, saperci impegnare per fare scelte sagge nella nostra vita.